riscaldamento? Disco. Ah, Dobbiamo prendere dentro. ora hai visto che hanno fatto le strisce?
Buongiorno a tutti, eccoci qua, come nella partita precedente, questa è la seconda semifinale, Vicenza contro Montorio Blue Dogs. Abbiamo Vicenza che si porta subito in vantaggio, vince l'ingaggio, va al tiro e si porta sull'1-0. Qui con me c'è Mattia Marchette, buongiorno, chiamato Televendita. Il perché ve lo scoprirete durante la partita. subito time out per Vicenza e per Montorio. Sì, un po' inaspettato in realtà, il primo dopo solo quanti secondi? 5? 15 secondi. E comunque approfittiamo di questa pausa per andare a leggere i roster delle due squadre. Per Vicenza in porta col numero 32 Nicotra Andrea, numero 10 Pertile Francesco, numero 11 Dal Corno Paolo, numero 16 Scarabello Andrea, 18 Turco Livieri Irene, numero 24 Chillon Ludovico, numero 26 Pizzeghello Diego, numero 27 Fanin Francesco, numero 44 Toniato Lorenzo, numero 99 Di Carlo Nicolò. Mentre per il Montorio numero 37 portiere Spada Leonardo, numero 79 Mattelli Leonardo, numero 2 Mattielli Ettore, 11 Albrighi Tommaso, 14 Passiago Cesare, 15 Lembo Muscari Mattia, 21 Leonardi Lorenzo, numero 25 Cappelletti Alessio, numero 27 Appetrei. Vendita, cosa hai scritto su questo foglio? Qua. Miruna. Numero 32 Spiller Enrico, numero 33 Passigato. Pietro, numero 35 Fasoli Francesco, numero 36 Cocchio Jacopo, numero 45 Pavan Cristian. Intanto finito il roster del Montorio, segna il numero 45, l'ultimo che ho nominato, Pavan Cristian, per il gol del pareggio. E il time out si è dimostrato vincente alla fine. Numero 45 Pavan Cristian.
Sì, Andrea è andato a sfruttare un po' questo errore. Se l'avesse fatto qualche secondo prima avrebbero un altro 30 secondi di power play. E quindi adesso abbiamo gli arbitri che non... forse c'è un problema al tabellone, andiamo a vedere, solo forse l'aggiornamento dei punti, però vabbè, niente di grave, non abbiamo perso il minuto di gioco a cui siamo arrivati, quindi si può correggere facilmente. Tanto siamo in attesa di ripartire. E qui abbiamo sempre il nostro Leonardo Masiero che ci permette, o meglio, ci darà un commento invece su questa partita e su questi minuti di gioco. Vai Leonardo, dimmi. La partita è combattuta, il Vicenza ha fatto gol per un errore difensivo di Montorio, che uno è partito, è andato su e ha lasciato il disco al giocatore che facilmente ha scartato il portiere e ha segnato. Grazie Leo per averci dato le tue impressioni su questa seconda semifinale di giornata. Intanto Capitan Scarabello prova la ripartenza in solitaria, intanto viene bloccato dal Montorio che, andiamo dopo un duello qui a centrocampo, riesce a riconquistare il disco e provare ad andare al tiro, che però va fuori dallo specchio della porta. Intanto sempre il Montorio con il numero 35. Fasoli, Francesco. E abbiamo un altro fallo, questa volta sempre di Montorio su Ludovico Chillon per colpo di bastone. E quindi l'ennesima occasione per Vicenza per allungare ulteriormente le distanze. Da sfruttare sicuramente meglio di prima, con più passaggi e non azioni troppo individuali per cercare di spiazzare il portiere. Adesso vedremo come si metabolizzerà questa occasione. Riparte in contropiede Montorio davanti al portiere, parte, parata, grande parata di Andrea che reagisce a una bastonata. Bel contropiede di Montorio che da ingaggio difensivo ha trasformato in un'azione offensiva, non riuscendo però a trovare il gol. Cerca di ripartire Vicenza, però non ce la fa uscire. Prova un altro tiro Montorio davanti porta, però gli viene scippato il disco prima del tiro. Sì, intanto ricordiamo che Montorio sta giocando in 3 uomini in campo e sono comunque da 30 secondi buoni nella parte di campo del Vicenza. Sì. Sì, con i ragazzi di Montorio così aggressivi, probabilmente anche per Vicenza potrebbe essere difficile riuscire ad impostare un buon power play per provare ad allungare ulteriormente le distanze. Vediamo adesso possibilità per i ragazzi di Vicenza che però non inquadra la porta. Tirano fuori dallo specchio della porta. E quindi la possibilità per il numero 36 di Montorio, Cocchio, Jacopo. Tanto di nuovo una seconda occasione per lui che però non riesce a sfruttare adeguatamente. Recuperano il disco i ragazzi di Vicenza, provano il tiro che viene parato dal portierone numero 79 Mettielli Leonardo. Vicenza dovrebbe sfruttare meglio queste occasioni di superiorità numerica e con più passaggi e meno azioni individuali.
Si riparte dall'ingaggio alla sinistra del portiere veronese. E finta del numero 26 che cerca un passaggio avanti porta. Viene intercettato però dal capitano del Montorio che cerca una percussione solitaria. Sotto porta, tiro e gol! E tiro, sì, gol per il Montorio. Grande reazione in questo momento. In penalità con Con un l'uomo uomo in meno. fuori. Quindi super Penalty per Montorio. Numero 36 Cocchio Jacopo, assist 35 Fasoli Francesco. Che dopo essere andato sotto di 2 gol, preso una penalità, riesce anche a far segnare un gol e portarsi a -1, dimezzando le distanze. e quindi Capitan Cocchio fa esattamente quello che dovrebbero fare i capitani e va a trascinare un po' i compagni di squadra per accorciare le distanze con Vicenza. Un altro fallo qui per Montorio. Abbiamo un altro fallo, questa volta per l'assistente numero 35 Fasoli Francesco. Non si capisce gli arbitri esattamente di cosa stanno discutendo in questo momento con la panchina di Montorio. Comunque fatto sta che Montorio in questo momento è con 2 uomini in campo, non si sa ancora per quanto tempo in quanto non sono segnate le penalità al tabellone in questo momento. Sarà una piccola pausa probabilmente per sistemare appunto il tempo nel tabellone. Prosegue intanto la pausa, appunto non si riesce a capire il minuto di penalità. Adesso ci sono gli arbitri in giuria che stanno diciamo sistemando le cose. E quindi si riparte dopo questa breve pausa. Tenta il tiro, Chillon, cicca il disco, un altro tiro, super parata del portiere del Montorio. Ritorna in 4 contro 3, entra un giocatore. E quindi gol per Vicenza. Gol molto fortunoso, una direzione sotto porta, beffa il portiere in mezzo alle gambe. Segna per il Vicenza il numero 26 Pizzighello Diego. E quindi segna per il Vicenza il numero 26 Pizzeghello Diego e riporta il vantaggio di Vicenza a 2 reti di distacco da Montorio. Quindi si prende a giocare, Vicenza riesce a vincere l'ingaggio, a controllare il disco e Un altro gran arriva gol.
Un'altra rete da parte di Ludovico Chillon, che insacca il disco dopo l'assist e il passaggio praticamente perfetto da parte di Capitan Scarabello. 4 Chillon Ludovico, assist il numero 16 Scarabello Andrea. Intanto continua il possesso del disco da parte di Montorio, che cerca di mettere, eccolo, Fasoli, numero 35, c'è il occasionissima, e segna numero 35, Fasoli Francesco. E Per il Blue Dogs il numero 35 Fasoli Francesco. E quindi si accorciano nuovamente le distanze, portando il risultato a 5-4 per il... Scusate, correzione, non è 5-4, è 5-3, quindi comunque il Vicenza riesce a mantenere le 2 reti di distacco da parte di Montorio, però sicuramente questo ha caricato i ragazzi, che adesso stanno lottando su ogni disco per cercare di rimontare questa distanza. Intanto vediamo adesso il numero 32 Spiller cercare di liberare la zona, porta sul disco il numero 36 Capitan Cocchio, che prova il tiro, che prova fuori dallo specchio della porta. Tanto riprende il disco Ludovico Chillon, che prova per asservire il compagno di squadra, che era ben posizionato davanti alla porta, che però non arriva a destinazione. Riprende il disco Capitan Scarabello, che riprova nuovamente un'altra azione d'attacco, che conclude con una bellissima rete, con un tiro al limite del palo, tra il palo e il gambale del portiere, in sacca, aumentando nuovamente la distanza. Segna per il Vicenza al numero 16 Scarabello Andrea. Fino a 3 reti di differenza, quindi la sesta rete per i Draghi Vicenza. Attenzione, un'altra occasione per Ludovico Chillon, intanto, che sfiora nuovamente la rete. Qua Montorio messo a dura prova, tanto porta avanti il disco numero 36, che prova il tiro, che viene parato da Andrea Nicotra, che però non riesce a resistere al secondo tiro, e quindi Fasoli Francesco segna nuovamente, Il numero 35 Fasoli Francesco. accorciando di nuovo le distanze a 2 reti di differenza. Montorio parte da dietro la prima porta, cerca di ripartire, ma viene fermato da Di Carlo, numero 99. Cerca il tiro ancora il Vicenza con Ludovico Chillon. Spazza via senza guardare in avanti
per liberare la propria area, il Montorio. Andrea Scarabello cerca di scartare, parte su, si butta avanti il disco. Scontro molto duro in balaustra, gli arbitri non vedono il fallo. Tiro da posizione molto angolata da parte di Vicenza. Gran parata però del portiere. Finisce qua il primo tempo di una grandissima partita. Vicenza conduce per 6-4. Protagonisti Scarabello sicuramente per Vicenza, e invece per Montorio il capitano Cocchio Jacopo. E quindi finisce il primo tempo di questa seconda semifinale, che vede il Vicenza in vantaggio per 6 reti a 4 su Blue Dogs Montorio. Ci ricolleghiamo dopo la pausa di 5 minuti per assistere appunto al secondo tempo di questo super match molto combattuto, che vedrà appunto la vincente andare in finale contro gli Asiago Vipers, che hanno vinto nella partita precedente. Ciao a tutti. E 4 gol su 4 contro 2 contro Vicenza. Vedrai che Se le prendono, ma perché gioco di squadra batte gioco male.
Che pancetta. Si riparte con il secondo tempo per questo match. Intanto per il Montorio abbiamo un primo, cioè meglio, un cambio del portiere ed entra il numero 37 Spada Leonardo, che va a sostituire il numero 79 Mattielli Leonardo. E intanto il Montorio prova a essere subito offensivo, avrà sicuramente da lavorare tanto in questi 15 minuti per cercare di recuperare questa differenza di 2 reti. Ricordiamo punteggio 6-4 a favore di Vicenza, per poter andare in finale nella giornata di domani. Tanto recupera il disco numero 36, che cerca di servire al compagno che è libero dall'altro lato del campo. I giocatori di Montorio sono tutti pressoché fermi, non c'è molto movimento e questo rende difficile la creazione di un qualche tipo di azione offensiva che possa essere probabilmente efficace. Vediamo adesso infatti Vicenza che con non troppo, cioè senza troppo sforzo, riesce a bloccare nella metà campo l'azione di Montorio, a riprendersi il disco, e vediamo cosa decidono di fare, se ripartire in contropiede. Lancia sul disco capitano Scarabello per il compagno, che però è un po', tra virgolette, abbandonato e quindi non riesce a riprendere il possesso del disco. Ritorna Ludovico Chillonna, che serve per Andrea Scarabello, che un'altra volta lancia in fondo il disco. E quindi saranno dei segni di stanchezza, in quanto è tutto il primo tempo che è in campo. Sì, questo sicuramente potrebbe influire parecchio, anche perché siamo fortunati che non fa caldo in queste giornate, però comunque 15 minuti in campo. E c'è il gol per Vicenza con Ludovico Chillon. Cerca un passaggio lungo Montorio, intercettato col corpo da Ludovico Chillon, che poi con un gran tiro insacca in porta e porta la sua squadra sul +3, 7-4 per Vicenza. Sì, non ho visto l'azione televendita, meno male che ci sei tu. Niente, televendita è rimasto senza parole. Peccato dalla poca qualità di questo telecronista. E intanto però c'è Leonardo che non vede l'ora di fare un commento appunto su questo gol. Leo, cosa ci dici? È stato un gol, cercava il passaggio lungo il Vicenza. Il Montorio, il giocatore, si è trovato
nel posto giusto, ha intercettato, gli è arrivato addosso il disco, a terra è bastato tirare e fare gol. Grazie Leo per questa accurata descrizione del gol, anche perché io non sono riuscito a vederlo e adesso hai reso molto bene, meglio l'idea di qualcun altro qua di fianco. E intanto azione offensiva di Montorio che prova ad andare al tiro e a cercare di impensierire il portiere, ma abbiamo subito un contropiede di Vicenza con il numero 11 dal corno, Paolo, che va a segnare l'ottava rete per Vicenza. E quindi adesso iniziano ad allungarsi le distanze tra queste due squadre. Quindi abbiamo il Montorio che probabilmente dovrà cambiare tattica per provare a recuperare questa distanza. Una buona possibilità per il numero 45 che chiede il fallo, che però non viene dato dagli arbitri, che non giudicano l'intervento del Vicenza regolare. Intanto a centrocampo si combatte per il possesso del disco, che viene appunto recuperato dal Montorio, che si rifugia dietro la porta con Capitan Cocchio che serve per Fasoli, che prova il tiro dalla distanza e segna. Terzo gol per lui, se non vado errato. Però chiedo al nostro televendita di controllare meglio. E quindi confermiamo la tripletta del numero 35 Fasoli Francesco, che ancora una volta si rende protagonista di questa azione e cerca di servire per il compagno numero 45 Pavan davanti alla porta del Vicenza. Vediamo adesso un contrasto che vede vittorioso il Montorio, che ha la possibilità con Pavan di andare al tiro, che però viene parato dal portiere di Vicenza Andrea Nicotra. Vicenza sta mostrando i suoi primi cenni di cedimento, un po' di stanchezza dopo tutto un primo tempo dominato. Adesso sta subendo un po' la pressione di Montorio e le sue percussioni, però il risultato è ancora saldo per Vicenza. Continua intanto il tifo di Montorio, che non accenna a spegnersi e anzi in momenti si infuoca ancora di più per poter sostenere i ragazzi in questo match. Intanto Capitan Scarabello per Vicenza cerca di portare avanti il disco e a creare un'azione offensiva, che viene aiutato dal compagno numero 99 Di Carlo, che serve per Ludovico Chillon. Sempre Fasoli prova un altro tiro dalla distanza che viene parato da Andrea Nicotra, che però sicuramente poteva essere messo in difficoltà da questo tiro, che non si riusciva a capire bene esattamente dove sarebbe arrivato. Intanto abbiamo un fallo, probabilmente sì, per sbaglio, di Capitan Scarabello per il Vicenza, che ci raggiunge in panca puniti e viene a farci compagnia. Vicenza, numero 16 Scarabello Andrea, esce 2 minuti per Stambetto. Capitan Scarabello che viene distratto da Zoe. Sei stanco, Andrea? Sì, Andrea
è stanco, ha bisogno di acqua e quindi si prende una pausa. Intanto power play per il Montorio che recupera il disco del Leo. Mettiti qua. E cerca di impostare il power play, andare al tiro, il numero 32 che segna Spiller Enrico, e quindi gioia immensa nelle file di Montorio che accorcia nuovamente le distanze. E quindi Capitan Scarabello costretto al ritorno in campo dopo solo 15 secondi di pausa. Se non sono 15 sono qualcosa di più, ma non Comunque tantissimo. poco. Comunque troppo pochi. Dopo tutti i 20 minuti e passa che si è fatto in campo senza quasi mai uscire. Tanto continua l'azione offensiva da parte di Montorio con Capitan Cocchio. In questi ultimi minuti Montorio ha mostrato una reazione non indifferente, in quanto ha fatto 2 gol nel giro di pochi minuti e adesso sta continuando ad attaccare e mettere in difficoltà Vicenza. Sempre Capitan Cocchio che porta il disco e cerca di servire un compagno. Eccolo qui, Fasoli, che viene assaltato da 3 giocatori di Vicenza che riescono ad uscire dalla propria zona difensiva, con Enrico Chillon che subisce fallo da parte del Capitan Cocchio e quindi prende l'ennesimo fallo per il Montorio in questo match. Esce il numero 36 di Cocchio Jacopo per Scarabello. E quindi secondo fallo per Capitan Cocchio. Tanto si riparte in zona difensiva per Montorio. Vicenza vince l'ingaggio e recupera il disco con Di Carlo, che viene pressato subito da Fasoli, che probabilmente ha deciso che non è il momento di aspettare che gli altri facciano il proprio gioco, provare a mettere in difficoltà anche rischiando qualcosina. Ed effettivamente rischia qualcosina, nel senso che il Vicenza riesce comunque ad andare al tiro. Viene sicuramente aiutato dal compagno portierone numero 37 Spada Leonardo, che para il tiro di Vicenza portando di fatto il gioco all'ingaggio. E quindi recupera il disco numero 45 Pavan, alza lo sguardo, cerca di trovare un compagno che possa aiutarlo nella fase offensiva. Arriva al tiro di nuovo del numero 32 Spiller Enrico, che però permette la ripartenza di Carlo, che prova la conclusione dall'esterno, e Andrea Scarabello prova un'altra volta la conclusione da dietro la porta. Non viene sorpreso comunque il portiere di Montorio, che si fa trovare preparato e quindi stoppa con decisione il disco. Si riprenderà quindi dall'ingaggio che viene vinto da Ludovico Chillon, ma per un rimbalzo prende il disco il numero 32 di Montorio, che portandolo fino a centrocampo non riesce a proseguire. Tanto Vicenza che può provare a andare a segno. Ci prova con un tiro Ludovico Chillon, il disco recuperato da Andrea Scarabello. Attenzione al rimbalzo, Fasoli, un contrasto giudicato irregolare dall'arbitro su numero 35 Fasoli, Francesco di Vlodox. E quindi va in panca puniti il numero 99 Di Carlo di Vicenza e viene chiamato il time out.
Gran occasione adesso per Montorio per portarsi sotto di un gol a circa 5 minuti dalla fine. Occasione ghiottissima per rientrare in partita dopo essere stato sotto anche di 4 gol. Sì, sicuramente questa è una grossa occasione per il Montorio. Abbiamo visto anche nelle partite di stamattina che le partite vanno giocate fino all'ultimo secondo, di conseguenza di tempo ancora ce n'è tanto e di occasioni da creare molte. Quindi si riprende ingaggio in posizione nella zona difensiva del Vicenza, come di consueto dopo una penalità. In 3 contro 3 prova Andrea Scarabello, un tiro dalla distanza per provare ad impensierire il portiere di Montorio, che però para con sicurezza e cede il disco al compagno, che aspetta il rientro del quarto giocatore di movimento per poter organizzare il power play e provare ad accorciare nuovamente le distanze. Intanto 3, 2, 1, eccolo, adesso rientra il capitan Cocchio, che chiede il disco per andare a organizzare l'azione di attacco. Prova il passaggio sulla sinistra. Passaggio in mezzo per il numero 35, Fasoli che segna! Grande passaggio e tiro per Francesco Fasoli, che accorcia nuovamente le distanze e si porta a una rete di svantaggio per il Montorio. Complimenti Francesco, ha fatto un ottimo gol, sicuramente un protagonista di questo match, con 4 reti segnate e un assist. Rientra così in partita Montorio, che adesso con solo un gol riuscirebbe a portare sul pareggio, andare agli overtime e se non pure anche tentarla vincere questa partita. Intanto sempre Fasoli libero, che si fa vedere. Questo ragazzo posso confermare anche in under 14, che ho avuto il piacere di giocarci contro, riesce a dire la sua, a rendersi molto pericoloso. Sicuramente ha un buon futuro come giocatore di hockey in line. Intanto ritorniamo alla partita. Capitan Cocchio riesce a prendere il disco e cerca di farsi largo in mezzo a 4 giocatori del Vicenza e a portarsi a casa il disco per poter ora organizzare un'azione d'attacco. Tanto il Vicenza marca a uomo e cerca di sfruttare l'errore di Fasoli, che però non sfrutta in modo adeguato, tornando in angolo in zona offensiva. Adesso cambio di fronte, prende il disco il capitano Andrea Scarabello, che calcia avanti il disco e prova Chillon Ludovico a portare avanti il pack e andare a segno. Fa tornare, cioè ributta il disco davanti Andrea Scarabello e segna Ludovico Chillon con assist del compagno che si trovava al lato del campo vicino alla balaustra. Un bel tiro per Ludovico.
Assist appunto per il numero 99 Di Carlo, e quindi il Vicenza torna a più due reti su Montorio, che però ha un'altra occasione subito, partendo aggressivo dall'ingaggio. Si fa trovare pronto il portiere che stoppa il disco e quindi si ripartirà con un ingaggio in zona difensiva. Vicino alla porta di Leonardo Spada. Tanto ingaggio vinto da Fasoli che prova a rendersi di nuovo offensivo, si butta per prendere il disco. Ha una grinta questa ragazza che è veramente incredibile. Abbiamo un disguido tra arbitri, in realtà in questo caso non è successo niente, un fischio forse un po' troppo affrettato, non so, forse ho capito male io, non so. E quindi non importa, si ripartirà con un ingaggio zona della porta di Vicenza. Andiamo in Montorio, intanto fa un cambio di linee. Fasoli sta già chiamando il disco prima ancora che venga lasciato dall'arbitro per provare un tiro di prima probabilmente. Tanto Vicenza cerca di perdere un po' di tempo, mancano solo 2 minuti e 30 secondi alla fine dell'incontro. Prova il numero 32 Spiller ad andare a prendere il disco e magari provare a servire compagno Fasoli o comunque il compagno Albrighi, che si trova libero, o meglio si trovava libero davanti alla porta. Fasoli prova un disco senza guardare in mezzo al campo, che però permette a Andrea Scarabello di ripartire in contropiede. Vediamo se forse è il caso di impostare in modo diverso l'azione per Montorio e cercare di andare a fare magari un tiro in meno, ma un tiro più efficace possibile. Continua adesso la fase offensiva che, come non detto, viene bloccata da Quillon, che serve per il compagno del Corno che si trovava libero davanti alla porta. Intanto il portiere perde uno dei guantoni e quindi l'arbitro è costretto a fischiare. Televendita, cosa dici di questo ultimo minuto? Montorio non è riuscito a uscire dalla propria area, ha cercato di cercare un gol, ma Vicenza adesso si sta barricando con 2 difensori fissi dietro e quindi è pressoché impossibile passarli, in quanto molto bravi in questa fase. Intanto l'arbitro alza la mano e dice a coach Corà di mandare i giocatori all'ingaggio. Tanto prova la conclusione Capitan Scarabello, che però non centra lo specchio della porta, e Ludovico Quillon, appunto numero 24, si butta subito in angolo per riuscire ad andare a prendere il disco e far passare anche qualche secondo probabilmente, però viene attaccato subito dai giocatori di Montorio. Quindi sempre dal Corno un ottimo pressing dietro la porta di Montorio, che costringe il compagno a liberare, che però viene recuperato dal Capitan Cocchio, che però non viene aiutato da nessun compagno e non ha la possibilità di andare alla porta e a creare una buona occasione. Qui forse troppa fretta da parte di Montorio, che
sarebbe meglio avere sì, qualche passaggio un po' più efficace, direi, anche se mancano solo 16 secondi alla fine dell'incontro. Continua comunque il possesso di Vicenza anche per gli ultimi secondi, e quindi parte il conto alla rovescia della panchina del Vicenza e finisce il match e vede il Draghi Vicenza in finale contro gli Asiago Vipers nella giornata di domani. E quindi la finale per il campionato Under 12 sarà tutta vicentina con il derby Draghi Vicenza contro Asiago Vipers. Intanto continua il saluto delle due squadre e come per le precedenti partite verranno nominati due MVP, i migliori giocatori per ogni singola squadra, e verranno consegnati a loro due premi. Si prosegue quindi con la consegna dei premi. E appunto il primo MVP, numero 35 Fasoli, Francesco, che è appunto autore di 4 reti e un assist in questa partita che abbiamo visto anche prima. E abbiamo Ludovico Chillon invece per i Draghi Vicenza.